Porsche, Mercedes, Audi, vitigni pregiati, immobili, pacchi di soldi nascosti in casa. Ecco dove finiva buona parte degli investimenti dei clienti, mentre le vittime fiduciose aspettavano invano di veder realizzate le promesse. Il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle criptovalute e la società NFT, la maxi truffa da 260 milioni di euro, ha visto in campo la Guardia di Finanza di Treviso che ha sequestrato beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. Prima tranche di sequestri che non riguarda i due principali responsabili, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, ancora a Dubai per rispondere delle accuse anche nell'Emirato, ma altri 5 indagati che hanno investito ruoli di direzione operativa nell'ambito della società o che hanno svolto attività di mediazione tra la NFT e la clientela. Un'associazione a delinquere, secondo la Procura di Treviso, che indaga anche in tal senso, soddisfatti per questi primi sequestri illegali dei clienti truffati. Siamo certi che ne seguiranno di ulteriori perché le persone che a vario titolo sono responsabili dei danni subiti dagli investitori sono davvero molte. Il blitz delle fiamme gialle ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro nelle case dei responsabili e portato alla luce i loro veri investimenti. Uno degli indagati ha distratto 800.000 euro per acquistare 10 auto di lusso, tra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche Cabriolet. Un altro indagato, a capo di un'azienda vitivinicola, ha usato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso il sequestro ha colpito non solo i beni immobili, un valore di oltre 230.000 euro, ma anche disponibilità finanziarie per quasi 600.000 euro, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare ulteriori compravendite immobiliari. Non è finita. Lo scorso mese sono stati sequestrati 8 orologi di lusso da 350.000 euro che uno dei principali indagati aveva acquistato con il denaro degli investitori e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso. Tutte queste persone hanno commesso dei gravi reati e dovranno risarcire fino all'ultimo centesimo gli investitori. Questo gli investitori lo hanno capito e in maniera diligente ci stanno trasmettendo importanti informazioni che noi a nostra volta veicoliamo all'autorità giudiziaria. Per essere risarciti però è fondamentale procedere in tempi brevissimi al deposito dell'atto di denuncia querela. Chi non querela infatti con la recente riforma Cartabia non ha alcuna chance di essere risarcito.